In diretta ben trovati, ben trovate con l'approfondimento dedicato ai temi della medicina e siamo in compagnia di due medici, rispettivamente Jacopo Del Verme, responsabile della neurochirurgia spinale dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Buongiorno e grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno, e Altin Staffa, responsabile della neuroradiologia interventistica spinale dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Grazie per essere con noi. Qual è il tema di oggi? Quello delle tecniche mini-invasive di approccio alle patologie della colonna vertebrale, un tema sempre più sentito perché sempre più persone soffrono di problematiche legate proprio alla schiena, spesso anche invalidanti. Questo nuovo approccio, che ne parlavamo fuori telecamera e fuori microfono, viene definito non tanto un miglioramento ma proprio una rivoluzione della tecnica di intervento. Che cosa si intende, Del Verme, per tecnica intanto mini-invasiva? Ricordiamo poi ai telespettatori che possono intervenire per alcune domande, precisazioni al numero che vedete in sovraimpressione proprio sopra di noi. Buongiorno intanto, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, le tecniche mini-invasive sono l'evoluzione delle tecniche classiche di approccio alle patologie della colonna vertebrale. E sono tecniche che banalmente, per semplificare, usano una minor incisione della pelle, una ferita più piccola, per raggiungere lo stesso obiettivo di tecniche che una volta richiedevano incisioni più estese. Quindi tutto viene miniaturizzato e attraverso degli strumenti che sono nati, ecco, con le evoluzioni anche tecnologiche, c'è la possibilità di arrivare al target, all'obiettivo lo stesso attraverso canali di lavoro molto più piccoli, ma che poi in fondo al canale di lavoro danno una visuale ampia e completa della malattia. Quindi meno esposizione del campo operatorio, del sito chirurgico meno esposto, ferita più piccola, ma stesso risultato. Questo è, diciamo, un riassunto di quello che possono essere considerate le tecniche mini-invasive. Patologie che riguardano che cosa? Anche per spiegarlo ai telespettatori. Allora, è molto ampio, diciamo, con la tecnica mini-invasiva noi possiamo trattare, con le tecniche mini-invasive possiamo trattare le patologie degenerative della colonna, quindi ernie del disco, stenosi del canale vertebrale non troppo estese ovviamente, fratture vertebrali anche. Questi sono i campi di maggior applicazione per quanto riguarda la neurochirurgia. Poi sulla neuroradiologia il dottor Staffa ci dirà il resto, perché possono spingersi anche su qualcosa in più. Poi magari anche ci raccontate la differenza, perché ovviamente non è del mestiere, perché magari una persona dice io ho mal di schiena, un medico vale l'altro, cioè io ho bisogno e allora devo assolutamente essere operato, devo essere visto da tal medico, però ci sono patologie e patologie. Poi magari raccontiamo anche la differenza delle vostre specializzazioni. Prego, mi scusi. No, ecco, questo è un po' la ernia del disco, stenosi del canale vertebrale, fratture sulla patologia oncologica della colonna vertebrale. No, ancora l'approccio è ancora quello classico. La mini-invasività entra in gioco nell'approccio combinato con la neuroradiologia, in questo caso, per il trattamento di alcuni tipi di tumori della colonna vertebrale. Quindi questi sono i campi principali, ovviamente sia per quanto riguarda la colonna vertebrale, il tratto lombare, toracico o cervicale. Neuroradiologia, interventistica spinale, sono due specializzazioni diverse, le vostre, che operano differentemente, però sempre sullo stesso luogo, che è la colonna vertebrale, giusto? La sua specializzazione in che cosa consiste? In che cosa va a intervenire? Allora, io avrei bisogno di mettersi un po' più di tempo per spiegare quello che faccio, perché se il dottor Del Verme, essendo un neurochirurgo con una specialità di 100 anni più o meno, la mia specialità è relativamente nuova, per cui è un po' il frutto dello sviluppo delle nuove tecnologie. Allora, neuroradiologia interventistica spinale. Si parte dalla radiologia
quindi uso dei raggi X, certo. Si passa alla neuroradiologia, per cui utilizzo di raggi X e di altre tecniche solo per il sistema nervoso, testa e colonna vertebrale. Si passa alla neuroradiologia interventistica, per cui non più diagnosi, ma interventi. Certo. E l'ultimo passo è neuroradiologia interventistica spinale, per cui in questo momento stiamo parlando di tutto quello che questa specialità, questa disciplina può fare in ambito delle patologie della colonna vertebrale. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di ernie discali, come ha accennato prima il mio amico e collega il dottor Del Verme. Stiamo parlando di fratture vertebrali, che possono essere fratture da osteoporosi o fratture da trauma. Parliamo di dolore cronico, per cui l'artrosi, che ormai non è più neanche una malattia, ma il prezzo che paghiamo tutti per arrivare ai 100 anni, ma ha un prezzo parallelo che è il dolore. E poi parliamo anche di metastasi vertebrali. Come si può capire, il contesto, il terreno di patologie che la neuroradiologia interventistica spinale può sondare dando un contributo è molto ampio, e questo grazie allo sviluppo continuo delle tecnologie che rendono possibile l'accesso molto miniaturizzato lì dove prima questo non era possibile. Questo che cambiamenti ha portato nell'intervento di queste patologie? Allora, si potrebbe assumere diciamo, il tutto in due dimensioni. Il primo è quello di rendere possibile interventi che prima non erano possibili. Caso classico, l'intervento su metastasi spinali che non erano ancora rese chirurgiche e per le quali esisteva solo la radioterapia o la farmacologia. Oggi, sempre più spesso, attraverso piccole sonde con radiofrequenza o la crioablazione, per cui il freddo estremo, meno 60 gradi, o il caldo estremo, più 80, 90, 100 gradi, si possono bruciare le lesioni. Altro contesto è rendere meno invasivo e quindi più veloce e più breve anche il ricovero di altre patologie che avevano un'altra alternativa, come quella chirurgica classica, per esempio alcune tipologie di ernie discali, alcune tipologie di fratture. Tutto questo si traduce in che tempistiche? Prima, facciamo un confronto tra un prima e un dopo questo tipo di tecniche e di interventi, sia nel suo ambito che nel suo. Iniziamo da lei. Ma allora, naturalmente immagino dipenda dalla patologia. Esattamente, proprio così. Questa è la prima cosa da dire. Quello che però vale un po' per tutte le patologie è tempi più brevi di recupero. Ok. E l'altro elemento importante è minore invasività e costi inferiori. Questo è importante, visto che tutti noi siamo anche utenti, oltre che medici, e siamo tutti consapevoli del fatto che la medicina moderna ha dei costi importanti che ci interessa da vicino a tutti. È così anche per lei, Del Verme? Sì, diciamo che è difficile dire quant'è la riduzione, potrei stimare grosso modo un 50-60% in tempi di ricovero, che per un'ernia del disco può significare passare dai 2-3 giorni alla giornata stessa, e per le altre patologie ovviamente cresce un po' di più, e quindi il 50-60% è la riduzione del tempo. C'è una riduzione anche del dolore, perché ferita più piccola è anche meno dolore, quindi anche un agio maggiore per i pazienti, che così io direi che si sentono meno malati, ecco, forse con una degenza più breve. Quindi quando si può utilizzare la tecnica meno invasiva, la neurochirurgia di Treviso la applica in maniera estensiva e rutinaria, perché ha un beneficio di tempi e di degenza, e poi per i costi chiaramente, che sono ormai all'attenzione di tutti noi per quello che è la sanità. Assolutamente. E tutto questo significa anche andare sempre più a intervenire sul paziente in modo personalizzato, no? Certo, tarare
l'intervento in base alla patologia è la cosa fondamentale, sia per il paziente ma anche per il successo stesso dell'intervento stesso. Buttare là un intervento magari largo, chiamiamolo così, per cercare di prendere un po' tutto, non paga. Ecco, questa è un po' la mia esperienza. Se lo si tara c'è un successo, il paziente è contento, c'è una riduzione del dolore o una risoluzione completa della sintomatologia e tutti siamo felici, il paziente e noi medici ovviamente. Questo significa fare un lavoro anche a priori, immagino, ovvero studiare esattamente dov'è il punto esatto, quindi immagino anche degli esami specifici. La cosa che adesso non vorrei, però precorrere i tempi dell'intervista, però la cosa passatemi il tempo, entusiasmante di questa cosa, di questa gestione è stata proprio la interazione con il dottor Staffa, che mi ha permesso, vuoi per l'amicizia personale, vuoi per l'amicizia professionale, di creare un modello che sappiamo che è difficilmente riproducibile, si è difficilmente riprodotto in altri ambienti, nel senso che la radiologia mi ha dato e ci ha dato a noi chirurghi alcune dritte anche diagnostiche per tarare meglio gli interventi. Noi chirurghi usiamo la radiologia e il neuroradiologo per capire meglio quale intervento fare e ci sono delle tecniche radiologiche che il dottor Staffa esegue che a me sono utilissime per capire in pazienti che hanno una sintomatologia non chiara qual è esattamente il punto di patologia da operare. Lui fa la sua procedura, il risultato o meno, cioè l'efficacia o meno della sua procedura, poi indica a me la strada chirurgica. Questa è una cosa che è veramente da sottolineare per quella che è la realtà trevigiana. Certo, è un po' il futuro della medicina, Staffa, secondo lei, anche la cooperazione tra medici per avere poi uno sguardo globale sulla persona? Guardi, lei ha detto anche la cooperazione, non anche la cooperazione. La cooperazione è la dimensione principale della medicina moderna. Oggi dal punto di vista tecnologico si possono fare sempre più cose. E si potrebbe dire che ormai tutto si può fare, anche se non tutto conviene, ma è quella convenienza che viene fuori proprio dall'approccio combinato tra specialità, perché il massimo che la tecnologia può offrire, lo può offrire soltanto in un contesto integrato, per cui la medicina da molto tempo ormai non è più una one-man show, non è più una disciplina monospecialistica, sempre di più è una disciplina plurispecialistica e in quel contesto di multidisciplinarietà che è molto supportato dalla tecnologia che viene fuori il meglio che c'è per il paziente. Abbiamo una persona al telefono, chiediamo buongiorno, chi è e da dove chiama? Sì, buongiorno, sono Giovanni Simonetto. Chiamo da Pieve di Sorigo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Prego. Intanto un saluto particolare al dottor Altin Staffa che mi ha supportato in questi giorni. Io ho una frattura vertebrale e un'ernia del disco e delle protusioni discali. Mi piacerebbe sentire parlare in concreto di queste patologie e quale speranza c'è di almeno avere una vita più esente, diciamo, dalle limitazioni che queste patologie mi stanno causando, in particolare per l'ernia del disco e la frattura vertebrale. Grazie. Grazie a lei. Rispondiamo insieme. Sì, dai, comincia Jacopo. Allora, la speranza c'è, è ovvio, se no non saremmo neanche qui a parlarne e bisogna vedere esattamente di cosa si tratta, cioè che frattura è, di quanto tempo è e soprattutto i suoi sintomi, se sono legati al dolore della frattura vertebrale, al dolore dell'ernia discale, se è un'ernia, se è una protrusione, insomma ci sono mille sfumature, ma nel complesso le armi che abbiamo sono molte per
poter valutare se c'è una possibilità di ridurre i suoi sintomi e quanto, sia per quello che riguarda la neurochirurgia che penso anche assolutamente per quello che riguarda la neuroradiologia interventistica spinale. Per cui analizzando la sua storia e le sue immagini radiologiche che sicuramente avrà, si può assolutamente cercare di cucire un programma terapeutico su di lei. Sì, allora è importante anche dire un'altra cosa, intanto saluto la persona che ha chiamato. Signor Giovanni, bisogna secondo me, Jacopo, ricordare un'altra cosa. Noi parliamo di patologie, parliamo di fratture vertebrali, parliamo di ernie, però sappiamo molto bene che alla fine parliamo di pazienti. E questo sembra una frase fatta, ma ricordiamoci che non è l'ernia che conta, perché ci sono tante persone che sono portatori di ernie e che non hanno nessun disturbo da quell'ernia, così come ci sono delle fratture vertebrali che non vanno toccate perché non creano un disturbo significativo, o perlomeno in alcune situazioni, seguendo la fisiologica evoluzione delle cose, fortunatamente non bisogna intervenire prima. Per cui mi sento anche di condividere con te questo messaggio che penso che sia importante. Non tutte le ernie sono da toccare, non tutte le fratture sono da toccare, perché va tutto ponderato, va tutto rapportato alla situazione specifica del paziente, perché quello che conta non è trattare, curare, operare l'ernia, non è curare, operare la frattura, è occuparsi del paziente in modo che questi due elementi o più elementi non abbiano un impatto negativo sulla sua qualità di vita. Una curiosità, quando si sente parlare di interventi spinali alla colonna vertebrale, viene anche in mente gli interventi che si fanno per le persone che hanno perso l'uso delle gambe. Si sta parlando di anche un avvicinamento sotto questo punto di vista? Cioè andare a trattare nel futuro persone che magari hanno perso l'uso delle gambe intervenendo sulla colonna vertebrale o appunto con la neuroradiologia, insomma. Non lo so, magari è una domanda che non c'entra niente. No, è utile, è una domanda utile per insomma, il pubblico che ci segue. I danni neurologici legati a problemi di colonna vertebrale sono danni che vengono affrontati immediatamente vicino all'evento che causa il danno neurologico, quindi può essere la frattura vertebrale, può essere il tumore vertebrale, può essere il tumore del midollo spinale o delle radici, può essere anche la complicanza. Okay? Questi eventi vengono trattati subito con le metodiche che abbiamo per cercare di ridurre o di tamponare quelli che sono i danni. Ma non c'è attualmente una chirurgia sul lungo termine che possa garantire una speranza di recupero. Okay? Sul lungo termine certo, si possono trattare i danni collaterali di un paziente con una lesione spinale, che può essere il dolore, ma a quel punto la chirurgia poco può fare. La chirurgia può fare immediatamente nelle ore immediatamente successive al trauma. Ecco, ed è importante anche precisare queste cose, perché molto chiaramente una persona che ha una paraplegia, un danno neurologico da 6 anni, 10 anni, ormai la chirurgia non può fare niente, se non ha fatto niente in quel momento, perché a volte purtroppo dobbiamo arrenderci anche noi, insomma a nostro malgrado. La chirurgia di lunga data, ecco, sul lungo tempo non ha niente da dare a chi ha un danno permanente. Ecco. Ritornando alle tecniche mini-invasive, cosa offre la neuroradiologia interventistica spinale a Treviso? Allora, la neuroradiologia interventistica spinale a Treviso attualmente è in grado di eseguire diversi tipi di intervento.
parlavamo prima delle ernie discali e in questo ambito si può dire con anche una certa dimensione di orgoglio professionale che a Treviso abbiamo cominciato tra i primi in Italia a utilizzare il laser per le ernie cervicali e stiamo parlando di una patologia che interessa prevalentemente i giovani. Per cui oltre alle tecniche classicamente utilizzate, che è la cosiddetta nucleolisi discale con ozono, una tecnica ormai consolidata, abbiamo introdotto anche il laser per le ernie, soprattutto per le ernie fresche, per le ernie recenti, appunto ernie dei giovani. In altri contesti di patologie, come per esempio accennavamo prima le fratture vertebrali, abbiamo introdotto anche qua, possiamo dire in ambito sempre riguardante la collaborazione tra le due specialità, Treviso è probabilmente uno dei centri con un maggior volume di interventistica spinale per quello che riguarda il trattamento delle fratture traumatiche con dispositivi cosiddetti intrasomatici espandibili. Sono delle piccole protesi in titanio che servono a espandere una frattura rotta, una vertebra rotta e riempirla poi dopo di cemento. Naturalmente vengono eseguite anche le tecniche quelle più classiche, come sono per esempio le vertebroplastiche, cioè l'iniezione del cemento dentro una vertebra che serve a fortificare una vertebra rotta, oppure le cosiddette cifoplastiche a palloncino, si mette dentro un palloncino per espandere il più possibile la cavità dentro, lo spazio dentro una vertebra per poi dopo riempirla di cemento. In ambito oncologico, un contesto molto interessante e soprattutto molto delicato, le tecniche mini-invasive stanno offrendo di recente una ampia gamma di tecnologia. Questo sostanzialmente per arrivare a un trattamento precoce della metastasi vertebrale, per non permettere alla metastasi di sfondare il muro vertebrale e andare a comprimere il midollo, che poi dopo sarebbe una situazione che richiederebbe un intervento molto più complesso da parte dei nostri colleghi neurochirurghi. L'ultima, ma non per importanza, probabilmente meno complesso dal punto di vista tecnico, ma molto importante per il numero dei pazienti che interessa, è il trattamento del dolore cronico, che sia quello diciamo da artrosi lombare o artrosi cervicale. Questo lo facciamo a partire da semplici iniezioni, infiltrazioni sotto guida raggi X, e questo è il valore aggiunto di quello che facciamo, passando poi a tecniche mini-invasive come la termoablazione delle articolazioni, cioè consiste sostanzialmente nell'andare a interrompere la trasmissione del dolore che parte dalle articolazioni vertebrali e poi raggiunge il centro cerebrale. Ecco, grosso modo sono queste le tipologie di interventi che facciamo. Devo dire. No, non sono poche. E invece per quanto riguarda la neurochirurgia? Neurochirurgia, noi possiamo offrire come mini-invasivo tutte le asportazioni di ernie del disco con una tecnica endoscopica che è la meno invasiva tra le tecniche chirurgiche, che insomma qui faccio dal 2018, quindi ormai l'esperienza è molto ampia ed una delle esperienze diciamo più ampie in Italia, ecco, senza farsi modesti. Ecco, quindi ernie del disco con tecnica endoscopica, per cui attraverso una ferita nella pelle di 1 centimetro si entra con delle camere di lavoro, delle fibre ottiche, e si riesce a togliere una gran parte delle ernie, quelle che hanno l'indicazione, purtroppo non sono tutte, ma insomma una buona parte. E stessa cosa vale per le decompressioni dei forami, quindi a volte la radice nervosa è irritata, che crea un dolore ad esempio lungo la gamba o lungo un braccio, non è irritata da un'ernia che si appoggia sulla radice, ma è irritata perché il forame all'interno del quale passa la radice stessa diventa piccolo, stenotico, per fatti degenerativi artrosici. Anche questa decompressione può essere fatta con tecniche mini-invasive, sia endoscopiche sia microchirurgiche, ma sempre con delle incisioni molto piccole. Questo vale sia per il tratto cervicale che per il tratto lombare.
Altra tecnica mini-invasiva è quella della stabilizzazione delle fratture vertebrali con tecniche percutanee, per cui invece che aprire tutta la schiena per mettere le famose viti nelle vertebre, si fanno dei piccoli taglietti in corrispondenza del posto in cui deve andare a finire la vite, e si infila la vite in maniera molto poco aggressiva direttamente attraverso il taglietto, e poi vengono messe le barre per stabilizzare. Questo, le fratture vertebrali, spesso c'è un mix con le tecniche neuroradiologiche, perché in alcune fratture che noi operiamo è necessario anche per noi mettere il famoso cemento nella vertebra, e da ultimo anche il trattamento delle discopatie, quindi le viti, mettere viti, barre, ma anche le protesi, le gabbie nel disco intervertebrale per diciamo guarire quelle discopatie che danno mal di schiena, detto in maniera molto ampia, molto generica. Abbiamo un'altra persona al telefono, buongiorno, con chi parliamo e da dove chiama? Non c'è più, adesso richiamerà sicuramente, intanto noi diamo la pubblicità e ci rivediamo tra poco. Ritornati in diretta per gli ultimi 20 minuti dell'approfondimento, oggi dedicato alle tecniche mini-invasive di approccio alle patologie della colonna vertebrale. Li ripresento con me Jacopo Del Verme, responsabile della neurochirurgia spinale all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, responsabile invece della neuroradiologia interventistica spinale sempre a Ca' Foncello, Altin Staffa. Grazie per essere con noi. Entriamo nell'ultima mezz'oretta, intanto chiamando e salutando il nostro ospite al telefono. Buongiorno, con chi parliamo e da dove chiama? Ecco, io chiamo da Treviso, io il cognome porto ungherese, ma però io sono italiano, ho 73 anni. Signore, buongiorno Adriano, mi hanno detto dalla regia che si chiama. Buongiorno, innanzitutto qual è la sua domanda? La mia domanda sarebbe questa, perché sono stato per via del fegato a Castelfranco da Treviso, mi hanno mandato ed ha trovato questo dottore un po' sgraffiato il mio fegato con acqua, non so, sgraffiato. Oggi che sono andato a come si chiama, da Quinua vuol dire centro diabetico. Ok. E si è rimosso, ha detto va bene, però mi ha tolto via delle medicine che il dottore non doveva darmi tutte quelle medicine. Il nuovo medico, quell'altro faceva lui di testa sua, mi dava delle medicine, dottoressa scusi, io stavo male e mi faceva male l'anca dietro la schiena, però quando dovevo uscire fuori mi ha detto il dottore alla prima medicina di Treviso, ha detto Adriano vai a casa perché stai bene. Ma come sto bene? Mi fa male. No, le metti quelli 15 minuti di calmanti e così puoi andare a casa perché abbiamo fatto tutti gli accertamenti, stai bene. Ma se mi hanno detto a Castelfranco che c'è il mio fegato è un po', come si dice, non ricordo più, sgraffiato, ecco, sgraffiato, una cosa del genere. Mi senti? Sì, la sentiamo, stiamo cercando di capire qual è la sua domanda, nel senso che... La mia domanda sarebbe questa, il mio fegato può guarire? Guardi, penso di poter rispondere innanzitutto io prima degli ospiti che abbiamo in studio. Ci piacerebbe tantissimo poter dire alle persone potete guarire così da uno studio televisivo dietro a un tavolo, signor Adriano. Innanzitutto mi rivolgo agli ospiti per insomma, a magari invitare il signore a fare degli esami più approfonditi magari. Con tutta la disponibilità, insomma, e l'umanità che si può avere, non è proprio il nostro campo il fegato, ecco. Noi facciamo altro, per cui
Il consiglio è quello di rivolgersi a degli specialisti di questo settore, perché qualsiasi cosa io possa dire sarebbe fuori luogo. Ecco, poche informazioni e comunque un campo che non riguarda né me né il dottor Staffa, ecco. Per cui fare riferimento a chi si occupa di fegato. Signor Adriano, intanto grazie per la telefonata, è importante anche perché magari si pensa che da un dolore possano scaturirne altri, no? Perché... Sì, ma non è questo, penso, il caso proprio. Esattamente, quindi insomma invitiamo anche a chi ci sta seguendo a accertarsi insomma delle proprie condizioni dagli specialisti. Ritorniamo a parlare insomma delle tecniche mini-invasive di approccio alle patologie della colonna vertebrale. Stavamo parlando anche durante la pubblicità più o meno del numero di interventi che vengono svolti a Treviso nel corso dell'anno, riusciamo a quantificarli? Sì, allora, come interventi alla colonna vertebrale, quindi interventi della neurochirurgia spinale, si può fare una stima più o meno, ecco, gli ultimi 3 anni siamo sui 700-750 interventi l'anno. All'interno di questi penso di poter dire insomma, che il 30-35% sono interventi che vengono eseguiti con tecniche mini-invasive. Dico questo perché ovviamente l'ospedale di Treviso è un ospedale molto grande a cui afferiscono pazienti con patologie anche estese e traumatismi, urgenze, pazienti oncologici che ovviamente hanno la precedenza su altri tipi di patologie che non possono essere trattati sempre con tecniche mini-invasive, ma un 35% di tecnica mini-invasiva è un dato reale e con il trend in aumento sicuramente, perché questa è la mia esperienza dal 2018 che ho iniziato questa strada di un po' miniaturizzare tutti gli approcci, è in aumento perché più aumenta l'abilità e l'esperienza dei chirurghi che lo fanno, più ci si può spingere oltre, per cui si può ambire a trattare il 50% delle patologie che arrivano con tecniche meno-invasive. Tipo di tecnica a cui l'ospedale di Treviso è particolarmente legato, perché è uno degli unici in Italia, tant'è che mi diceva Staffa che arrivano persone anche da fuori regione. Sì, è proprio così. Sicuramente tutte le tecniche mini-invasive, che è un po' il trend della medicina di oggi in tutti i campi, attrae pazienti verso quei centri dove queste tecniche sono state più affinate, proprio perché è chiaramente anche percepibile il guadagno in termini di qualità di vita. Naturalmente è importante anche ricordarsi che non tutto si può trattare in modo mini-invasivo, però i centri che hanno cominciato prima e che hanno volumi di lavoro e quindi anche di esperienza importanti e significativi diventano centri di riferimento anche per pazienti, non soltanto per il naturale bacino d'utenza come può essere per noi l'ULSS 2, quindi tutta la provincia di Treviso, ma sempre di più anche da fuori regione. Fuori regione che significa, mi diceva prima, non solo Friuli o Trentino, ma bensì anche altre regioni? Sì, sempre più spesso anche da regioni lontane, dalla Calabria, dalla Sardegna, dalla Campania, per quello che riguarda la neuroradiologia interventistica spinale, negli ultimi tempi sta diventando un trend in crescita. In crescita però ha anche il numero di patologie e di persone che ne soffrono sempre di più. Questo è un concetto che ha bisogno di un po' più di tempo per essere chiarito, però si potrebbe dire che la prima cosa che è cambiata è la capacità di diagnosticare. Per quello che riguarda per esempio le patologie oncologiche, oggi sappiamo molto bene quanto è alta l'attenzione per il paziente oncologico, per cui quanto è anche più facile avere una diagnosi in tempi molto precoci di una metastasi vertebrale. Questo per esempio ha reso più semplice o diciamo più facile l'accesso alle tecniche mini-invasive, perché è molto più semplice trattare una piccola metastasi piuttosto che una grande metastasi. Per quello che riguarda invece altre patologie come le ernie discali, non c'è un aumento della patologia, o meglio,
c'è sempre stata una fetta abbastanza costante della popolazione e è aumentato il numero in quanto viviamo di più e questo significa che col tempo e con gli anni tutto quello che ha a che fare con la patologia degenerativa della colonna vertebrale, per cui ernie discali, l'artrosi, come dicevo prima, è il prezzo che paghiamo per andare avanti con i decenni, per cui in questo contesto sì, aumenta il numero dei pazienti sia in termini assoluti che in termini di quelli che noi possiamo curare. Aumenta di più perché si cerca di più. Si cerca di più, ma anche la performance individuale richiesta alla popolazione è maggiore. Questo lo insomma, palpiamo quotidianamente nei nostri ambulatori. La richiesta di star bene, di star meglio è sempre più elevata perché alla popolazione è richiesto di star bene per il lavoro, per l'impianto della nostra società, per cui c'è più necessità di star bene, oltre che una maggiore diffusione delle tecniche diagnostiche che quindi portano a trovare qualcosa in più rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa. Questa è una cosa molto interessante, anche un po' uno sguardo che mette insieme la società con la medicina, sì, che è ovviamente strettamente legata. Come avete visto cambiare i pazienti nel corso degli anni? Immagino che comunque di esperienza ne abbiate da raccontare. Il paziente è cambiato, come dicevo prima, tollerano meno il non essere al 100% e magari io stesso sono uno di questi, non voglio... No, assolutamente. Perché comunque anche per me, se dovessi avere il mal di schiena, che insomma fare il mio lavoro diventerebbe più complesso, per cui siccome si chiede tanto e chi lavora ha bisogno di dare tanto, ha bisogno di essere in forma e di non avere dolori che impattino sulla propria qualità di vita. Questo per noi si traduce in un aumento dell'utenza che poi va purtroppo a cozzare nell'imbuto di quello che è la possibilità di trattamento, perché gli spazi, i tempi sono ovviamente limitati e si fa fatica poi a soddisfare tutti nei tempi che tutti vorrebbero. Tutto questo poi ovviamente porta a anche dei risultati importanti, ne parlavamo all'inizio di questo approfondimento. Vengo da lei, Staffa, perché vengono scelte questo tipo di tecniche? Allora, dicevamo che uno dei principali vantaggi delle tecniche mini-invasive è per definizione, la parola stesso la dice, minore invasività, per cui a parità di patologia, se un paziente può scegliere e se un medico è in grado di proporlo, naturalmente è la scelta mini-invasiva che ha la priorità. Ma c'è un'altra dimensione importante: minore invasività molto spesso significa minori costi complessivi, non soltanto dal punto di vista tecnico, cioè il costo dei dispositivi che si utilizzano, ma anche in termini di giorni di degenza, anche in termini di tempo di recupero, per cui tutto questo ha un costo sulla qualità di vita del paziente, ha un costo sociale, perché naturalmente ognuno di noi, ognuno dei pazienti ha una vita lavorativa, questo si traduce in produttività, ma anche appunto in qualità di vita, oltre alla produttività sociale. È così? Sì, assolutamente. La mini-invasività garantisce una riduzione dei tempi di recupero, che è, penso, la richiesta principale che viene fatta, o anche il desiderio principale, ed è per quello mi riallaccio alla trend di arrivo di persone dal fuori regione, certo, perché si spande la voce e la gente chiede questo. Ascoltate, abbiamo un'altra persona al telefono. Buongiorno, con chi parliamo e da dove chiama? Sono Francesca da Requaro, da Vicenza. Buongiorno Francesca, prego. Sì, volevo chiedere. Sì, Francesca. Sì, le chiedo di ascoltarci dal telefono e non dalla televisione, perché c'è qualche secondo di ritardo. Sì, mi chiamo Francesca da Requaro, Vicenza. Buongiorno, ci dica. Sì,
Volevo chiedere di una protrusione posteriore paramediana bilaterale del disco interstomatico L3 e L4. Di con spiegarci l'impronta delle porzioni più declivi dei forami. Sto leggendo la mia risonanza. Sì, raccontiamo insomma la signora, senza entrare magari nella sua privacy, però insomma che cosa significa. Immagino che voi abbiate ben capito di che cosa si tratta. Io penso che, essendo una interpretazione radiologica, aspetti al dottor Staffa. Ma allora, è molto interessante questa domanda, perché mi dà la possibilità di dire una cosa che credo interessi più persone. Certo. Allora, se dovessimo fare una risonanza magnetica a 100 adulti presi a caso, 18-80 anni, dalla letteratura circa il 75% di queste persone, percentuale che con l'età cresce, ha almeno una protrusione, almeno un'ernia discale, e la metà di queste persone non sa neanche di averla, perché le ernie discali, le protrusioni discali non sono delle malattie. Sono dei fattori di rischio che possono alcune volte dare origine a un disturbo, come può essere una sciatica, ma non può mai attrarre l'attenzione il reperto radiologico isolato dal resto. Perché ricordiamoci, non curiamo le ernie, ma curiamo le persone che potrebbero avere un problema generato da quelle ernie. Quindi nessuna paura da una descrizione con parole strane di un referto di risonanza. Tutti noi, quando facciamo le nostre descrizioni, abbiamo bisogno di utilizzare una terminologia diciamo specifica, però quello che conta è sapere che essere imperfetti dal punto di vista radiologico non significa essere imperfetti dal punto di vista fisico. E si apre poi un tema enorme, che è quello appunto del linguaggio medico, che voi medici cercate ovviamente di tradurre ai pazienti, come magari in questo caso in cui sembrano, passatemi il termine, ma è per capirci, paroloni molto complessi che magari dicono Dio, cioè il paziente li legge e dice che cos'ho? Perché ovviamente prima di far vedere il referto al medico arrivano i pazienti. È importante anche il dialogo con chi poi trattate. Immagino che poi voi abbiate anche un modo diverso di approcciarvi al paziente rispetto magari a un medico di base. Insomma, è importante anche il dialogo, proprio anche per quello di cui dicevamo anche prima, ovvero sempre più una personalizzazione della medicina per la patologia specifica della persona. Allora sì, domanda interessantissima. La cosa che succede spesso e che almeno personalmente sulla quale impiego più tempo in un ambulatorio è spiegare in termini diciamo normali quello che c'è scritto nella risonanza, in una TAC, insomma nel referto radiologico, perché l'esperienza è quella di pazienti che arrivano convinti di essere in fin di vita, passatemi il termine, e con questi referti, con spesso le frasi sottolineate e, come diceva il dottor Staffa, non è detto che 30-40 riscontri di risonanza portino a qualcosa che sia sintomatico o sul quale poi bisogna fare anche un intervento chirurgico, assolutamente no. Quindi io dedico del tempo, ma è molto difficile perché i pazienti impiegano tutto il tempo che attendono la visita neurochirurgica a farsi la propria idea della malattia e la propria idea del referto, la correlazione con i sintomi, e poi smontare tutte queste credenze è molto difficile, per cui un messaggio che io mi sento di dare è quello di avere un po' più di fiducia in noi medici. Se viene detto che quello che non c'è niente di particolare, che è una risonanza tutto sommato nella norma e che magari non serve l'intervento, non serve l'infiltrazione, non serve la neuroradiologia interventistica, ma banalmente della ginnastica o dimagrire, credeteci, perché lo diciamo per esperienza, non rimanete
aggrappati al fatto di avere una malattia devastante. Ecco. È possibile tracciare un po' una fotografia di un'età media di persone che si rivolgono a voi? Giusto anche per capire come si è evoluto questo tipo di interventi nel tempo. Allora, dal punto di vista demografico, la Colonna è molto democratica, perché abbiamo pazienti, almeno il paziente più giovane che io ho trattato, ho curato, aveva 13 anni, adesso ne ha 14, e quello più anziano ha quasi 90 anni, per cui non c'è, purtroppo o per fortuna, un'età particolarmente colpita in ambito delle patologie della colonna. Però si potrebbe dire che esiste una distribuzione particolare per quello che riguarda alcune patologie, per esempio quello che ha a che fare con la patologia degenerativa puramente artrosica, che è il marchio del tempo che passa, naturalmente interessa prevalentemente gli over 65 anni. Ci sono naturalmente delle patologie da sforzo, qui ognuno deve scegliere bene lo sport che fa, perché non possiamo essere tutti campioni di kickboxing oppure di sollevamento pesi oppure di padel, perché alcune cose si pagano, per cui ci sono patologie da sforzo e quindi in presenza di un'ernia bisogna anche ridimensionare l'attività sportiva che uno fa, perché si tratta appunto di patologie dei giovani, qualsiasi cosa questo significa, ma dal punto di vista della OMS la terza età comincia dopo i 65 anni, almeno questa è la definizione attuale, quindi tutto quello che comprende l'età fino ai 65 anni sono patologie dei giovani. Per il resto, se mi permette, un accenno veloce al discorso della comunicazione. Noi abbiamo un'esperienza comune ma quotidiana per quello che riguarda l'informazione che in precedenza il paziente ha, perché viviamo non più solo nell'era del dottor Google, certo, ma viviamo anche nell'era ormai sempre di più del dottor ChatGPT. E allora bisogna anche sempre ricordarsi che in ogni contesto esiste la cosiddetta asimmetria informativa. Quando io vado in banca ascolto con molta attenzione quello che mi dice il mio consulente, stessa cosa quando vado dal mio meccanico, anche se a me piacciono le macchine, ma non sono capace di capire nulla di quel motore là. E nonostante io abbia fatto le mie ricerche su Google o su ChatGPT, non sarò mai in grado di capire che cos'ha la mia macchina. Ecco, allora il messaggio è questo: anche nell'era dell'informazione facile da raggiungere è importante ricordarsi che esiste una componente dell'informazione che ha a che fare con l'interpretazione, cioè dare il peso giusto a un'informazione, e per questo che servono i professionisti. Ha dato un là importante il dottor Staffa. Certamente era un po' l'inizio, o meglio la prosecuzione di quello che era quello che dicevo prima, smontare le credenze con cui i pazienti arrivano e fidarsi di quello che il clinico dice per esperienza maturata in tanti casi. Non è detto che un referto radiologico con 50 righe sia una malattia da curare, da approcciare chirurgicamente o da trattare in qualche maniera. Ecco. Per cui arrivare sì, ma anche pronti ad ascoltare e dar fiducia a quello che viene detto da chi ha esperienza o da chi si è scelto come professionista competente per quel tipo di patologia. Ricordiamo che voi operate all'ospedale Ca' Foncello, che in questo ambito, diciamo, come abbiamo già accennato all'inizio di questo nostro approfondimento, è pioniere di questo tipo di interventi e che stanno sempre più crescendo in Italia. Vedete una crescita di interesse nei confronti di questa tecnica? Sì, assolutamente sì, anzi questo potremmo aggiungerla al trend di attrazione del paziente dal fuori regione, possiamo aggiungere anche il trend di attrazione di colleghi, e questo lo dico per me e per certo anche per il dottor Staffa, avendo maturato un'esperienza in alcune di queste tecniche invasive molto vasta,
siamo così orgogliosi di poter ospitare spesso colleghi che vogliono imparare, vedere e quindi insomma mettere a disposizione di loro la nostra esperienza, e questo per me è costante, insomma quasi tutti i mesi ho qualcuno che viene a vedere e che poi seguo anche poi nel suo percorso di inizio quando arriva il momento di iniziare, ecco, e questo è una cosa che dà soddisfazione. Sono destinate a migliorare anche queste tecniche? Certamente, altrimenti moriremo di noi a fare sempre le stesse cose. No, assolutamente sì. In Cina, quando nasce un bambino, l'augurio è che tu possa vivere in tempi interessanti. Ecco, chi fa questo mestiere vive in tempi interessanti. Vive in tempi interessanti perché si fanno oggi cose che 10 anni fa non si potevano fare, e questo significa nuove possibilità per pazienti che 10 anni fa dovevano essere curati diversamente, e questo significa che tra 10 anni io personalmente ho la certezza che potrò fare altre cose, e chi sarà ancora più giovane di me, chi è più giovane di me, altre cose ancora. E con questo auspicio chiudiamo questo spazio di approfondimento. Ringraziamo ancora il team staff responsabile della neuroradiologia interventistica spinale del Cafoncello di Treviso e Jacopo Del Verme, responsabile della neurochirurgia spinale all'ospedale Cafoncello di Treviso, e a tutti voi un augurio di una buona giornata.